Buongiorno, sono Daniele Canesin e siamo qui a San Michele del Carso, nel comune di Savogna di Isonzo, per la terza edizione della cronoscalata della Resistenza. La giornata è bellissima, si può dire quasi, anzi senza quasi, estiva. È appunto la terza edizione che ripercorre lo stesso percorso delle altre due edizioni. Perciò si partirà da Gabria per percorrere appunto la strada provinciale sotto per circa 800 metri di leggero vallonato, per imboccare poi la salita che ci porta su qui nel paese di San Michele Vurk, affrontando 2,5 km circa di salita, una salita abbastanza impervia, diciamo con dei tratti anche al 12%, che comunque salita che sarà da gestire molto bene, anche perché ci sono dei picchi appunto di pendenza abbastanza aspra e delle piccole, diciamo così, momenti in cui la strada dà un po' di respiro, quindi da lavorare molto con il cambio. Ecco, ribadisco, la giornata è bellissima, io spero nella partecipazione, siamo qui appunto in attesa anche dei concorrenti e alla fin fine io ringrazio a priori già tutti i miei collaboratori, il Comune di Savogna, il centro Danizza, appunto, che ci dà sempre una mano, e appunto tutti quelli che lavorano in questa manifestazione. Grazie. Ciao, sono Alessandro di Trieste, dell'MBC Trieste, e comincia la prima gara agonistica della stagione cronoscalate. Oggi, prima giornata veramente calda, soddisfatto, dovrei aver migliorato di un 15 secondi il mio tempo rispetto al trano. Adesso la parola al mio collega. Io sono Giorgio, anche di Trieste, della Mountain Bici Club. Molto caldo, anch'io prima gara stagionale, e il tempo non l'ho guardato, speriamo bene. Forse ci vediamo a Nimis mercoledì, io verrò probabilmente in treno come... Ciao!
Marco Pascolo, Chiarcosso El Paiti, bella cronoscalata, gara secca 3 km a tutta da primo metro. Primo chilometro pianura, quasi 50 all'ora e dopo in salita chi più ne ha più ne metta. L'ultimo chilometro, gli ultimi 300 metri spiana e sui denti e arrivo in volata. Soddisfatto, bella giornata, calda, bella atmosfera, ho ritrovato tanti amici e è l'inizio delle tante cronoscalate. Speriamo di farle tutte, è sempre meglio, dai. Ciao! Ringrazio l'Axi per averci chiesto questa collaborazione. È il quarto anno e di anno in anno siamo andati in un crescendo con un successo senza dubbio oltre le aspettative. C'è da dire che c'è un impegno veramente straordinario da parte di tutti, dell'Axi e anche della Cosplat, a sostenere questa iniziativa. Vorremmo che anche le istituzioni supportassero questo genere di iniziative, perché parliamo di sport, parliamo di territorio, parliamo di economia, perciò tutti i fattori che necessari a poter far sì che la società ne usufruisca in tutti i sensi, no? E ne traga beneficio. Spesso, purtroppo, sino ad oggi, le istituzioni sono latitanti. Ormai stiamo andando su due strade che vanno agli opposti tra chi si impegna, chi ha iniziativa, chi lavora, chi si sacrifica e chi invece fa delle regole ben distanti dalla realtà, chi applica delle regole e interpreta delle regole che niente hanno a che vedere con la sostanza e il buonsenso. Spero che anche quest'anno si ripeta il successo dei precedenti anni, vista la grande partecipazione, perciò siamo qui a dare tutto il supporto e a ringraziare di nuovo l'Axi. Cosplat si trova a far fronte a una grandissima concorrenza, soprattutto di multinazionali estere che fanno dumping sul territorio, certamente mettendo a dura prova le attività territoriali e locali. Quest'anno faremo nuove iniziative, già da primavera partiremo con dei prodotti nuovi tipo il latte biologico, il latte a più giorni, perciò con anche dei prodotti nuovi con un formaggio light, un formaggio magro, possiamo dire, perché anche qui la normativa è talmente articolata che bisogna fare attenzione a come esprimersi, però questo è esatto, questo dopo diverse consulenze, questa attività siamo riusciti a poter apporre questo marchio su un prodotto che nei prossimi giorni troverete sui nostri scaffali. Nobody's business. We all need forgiveness. It's been laying heavy on my mind. If you got a secret, baby, I can keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Her mama used a Bible, her daddy used a bottle. Revival and survival made her run. She's
could explain it, it wouldn't make no difference if I tried. Now Ruby and her brother say one way or another, I'm running out of places I can hide. If you know a secret, you best know how to keep it. Lock it up and swallow the key, 'cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Yeah, you can lay it all on me. Oh, now, yeah, you can lay it all on me. Sono Michele Caligaro della Chiarcosso El Paiti. Bellissima gara con il primo caldo, prima parte veloce, poi in progressione fino al pezzo duro nel finale, e poi gli ultimi 100 metri più facile. È stata organizzata molto bene, percorso molto bello, un panorama bellissimo. Speriamo che la prossima sia così bella che è la nostra, mercoledì 25 aprile. Mi raccomando, tutti presenti al Monte Mataiur. Ciao! Salve, sono Paolo Rolf, faccio parte della società Grado per Sport e niente, ho partecipato oggi come l'anno scorso e 2 anni fa a questa cronoscalata molto bella, molto piacevole, una breve corsa in salita dove ognuno cerca di dare il massimo che può e si parte da un breve percorso in piano per poi prendere la salita vera e propria. Sono circa 8 minuti, 7 per i più forti, 7 e mezzo per i più forti, fino ad arrivare a 15 minuti, insomma, per chi la salita la fa più lentamente. Oggi è stata una bellissima giornata e il tempo ci ha aiutato, sembra di essere in estate, forse anche un po' caldino, si è sofferto un po'. Io personalmente, insomma, la seconda parte della salita l'ho un po' sentita, sono un po' calato, però insomma tutto sommato è andata discretamente. Adesso stiamo aspettando le classifiche, tra una mezz'oretta credo avremo le classifiche, poi ci sarà il pasta party e la serata si conclude così, insomma, ecco.
Bene, siamo qui all'epilogo della nostra manifestazione, siamo qui appunto a San Michele del Carso, abbiamo appena terminato la nostra terza edizione della cronoscalata della Resistenza. Io a priori in questa giornata bellissima, veramente una giornata estiva, intanto ringrazio tutti i miei collaboratori, l'amministrazione comunale di Savogna che mi dà sempre un buon supporto, la famiglia Devetac e il circolo Danizza appunto, in cui noi qui stiamo adesso appunto accingendoci alle premiazioni. La giornata era bellissima, si pensava di avere più partecipazione, però purtroppo con tante concomitanze diciamo che abbiamo avuto 42-43 partecipanti, però è andato tutto bene, diciamo che non c'è stato nessun incidente, la gente è contenta, certamente è una manifestazione sì di 3 km e qualcosa, però per noi è una festa, è un qualcosa che ci preme diciamo a mantenere per proporre anche questo territorio poco conosciuto a confine con la nostra vicina Slovenia, però insomma quest'anno è andata così e diciamo grazie comunque a tutti e arrivederci. Dove il ciclismo è leggenda, dove la leggenda ha creato il mito, AXI c'è. Dove gioia e fatica si fondono con il successo, dove l'aggregazione è l'anima del successo, AXI c'è. In un mondo che si muove con la passione dello sport, muoviti anche tu. Muoviti con AXI Ciclismo. Buon pomeriggio, un saluto a tutti e vi aspettiamo molto numerosi alla gara, al Gran Premio di Stermizza, la cronoscalata che faremo noi dell'El Paiti tra Savogna e Montemaggiore il 25 di aprile, partenza del primo concorrente alle 10:30. Una gara che fa parte del circuito dello scalatore, il percorso è bellissimo all'interno del parco lì del Mataiur, molto panoramico e la gara è impegnativa. La salita è di circa 7,9 km, è abbastanza impegnativa, però merita e organizzata sarà sicuramente benissimo dall'El Paiti e seguirà un ricco pasta party nella frazione di Stermizza, quindi a circa 5 km dalla partenza. Vi aspettiamo tutti numerosi. Ciao e un saluto a tutti. Salve, buongiorno, sono Ivan Lozza, sono qui a presentare il 24esimo trofeo Carnia Bike. Intanto iniziamo col dire che ci sono due nuove entrate, tra cui Resiutta e Mozzo, due percorsi molto belli e con tanto single track alle quali non potete mancare. La prima gara che dà inizio è domenica 29 aprile a Enemonzo, un percorso per metà nuovo in quanto innanzitutto viene fatto un giro unico e il percorso ripercorre per l'inizio la parte iniziale del percorso di Enemonzo con le sue salite impegnative, cementate e in asfalto. E la seconda parte invece è tutta nuova e prende nuove frazioni stile Viaso, Medis ed è la gran parte con strade carrerecce e single track. Divertentissimo in giù da non mancare. Il dislivello è sui 700 metri, quindi impegnativo ma anche molto soddisfacente per chi vuole faticare. La seconda parte del percorso ha anche molti mangia e bevi, diciamo, in cui chi ne ha riesce a fare la differenza. La seconda gara sicuramente di cui io sono promoter e organizzatore, Forni di Sopra. Il percorso è più o meno lo stesso degli altri anni con 750 metri di dislivello disposti su 2 giri con salite sia per quelli a cui piace spingere sia con strappi da rampichino di una volta. Le discese sono da gustare.
qualche radice non fa mai male. Seguono altre gare, tra cui Timau, che è la terza, e ce l'abbiamo il 3 di giugno, percorso nuovo anche Timau. Preone lo conoscete, Tolmezzo è in notturna o meno, sì, Tolmezzo Rigolato è un bel, quasi una marathon, una mezza marathon, poi abbiamo Moggio che è nuovo, Paluzza la cronoscalata solita e l'ultima Resia da non marcare. Premi a go-go, venite in Carnie, ciao! Buonasera, mi sono Michele, presidente Valchiarò. Anche io sono contento di essere ospitato qua da Custis, tra l'altro è il nostro sponsor da diverso tempo, quindi sono più che contento di essere qui. E, come sapete, il calendario, la nostra gara sarà il 27 maggio. Noi vogliamo portare delle novità ogni anno per far divertire i bikers, quindi quest'anno pensiamo di inserire un pezzo da cui non è uno scherzo, ma si vede anche il mare, non dico altro, quindi quando vedrete il percorso capirete dopo di cosa sto parlando. Il percorso si svilupperà sempre su 40 km, dislivello sui 1600 metri, la partenza da Toreano. Anche quest'anno abbiamo pensato come si dice, di fare l'eco bike, quindi pensiamo di aumentare il numero di partecipanti, perché diciamo il futuro della mountain bike, lo sviluppo anche su questo diciamo, percorso qua è molto dato anche per le bici elettriche, quindi pensiamo che molta gente si venga a divertire, non solo diciamo, gli amatori, quelli con le bici normali. Quindi vi aspetto tutti il 27 maggio a Torriano di Cividale.